La nostra esperienza nasce in un assessorato particolare dovuto al fatto che c'è anche un assessore particolare e quindi avevamo bisogno di difendere i diritti ma anche di trovare un dialogo. Si tratta di un progetto speciale per l'occupazione, 100 persone in tutta la Sardegna, intitolato Recupero e mantenimento dell'autosufficienza dell'anziano. Quindi un settore particolare in quanto si tratta di fare assistenza a domicilio. In tutte le altre regioni d'Italia c'è un boom, sia di posti di lavoro che di richiesta. Qui in Sardegna non si spiega perché invece si è voluto chiudere questo progetto. Siamo stati licenziati per 2 anni e abbiamo lavorato in modo regolare. A novembre siamo stati licenziati e fino, diciamo, a martedì le istituzioni avevano fatto un totale silenzio. Abbiamo dovuto faticare per avere anche la parola, diciamo così, nel vero senso della parola, però ci siamo riusciti. Però prima di far vedere direttamente cosa abbiamo fatto, che credo sia il modo migliore, volevo in qualche maniera dire grazie alla CSS, perché ho partecipato ad altri sindacati come lavoratore, anche se non iscritto, seguendo questa vertenza. Una vertenza particolare perché è di tipo strettamente politico all'interno di un partito che si è poi diviso in correnti, hanno litigato tra di loro e quindi questo progetto è affondato per litigi politici. Perché la CSS comunque con questa struttura differente dalle altre ha consentito ai lavoratori di essere protagonisti, qualche volta anche andando sopra le righe. Credo che nessun sindacalista al mondo avesse scritto qualcosa che ci siamo permessi di scrivere, però questo ha consentito visibilità nei giornali. Abbiamo circa 15 articoli, dico non scritti da me, ma dovuti a comunicati scritti in un certo modo, soprattutto nel modo più oggettivo possibile. Quindi c'è stato questo ritorno di visibilità del sindacato e naturalmente dell'avvertenza. Dopo tanta fatica, noi abbiamo iniziato il 13 settembre, martedì abbiamo avuto questi 2 risultati. Il primo è una telefonata dell'assessore inaspettata, di chiarimento, la seconda il giorno dopo ci ha riuniti insieme agli altri sindacati, ha preso l'impegno di sera di portare in giunta l'avvertenza, il giorno dopo ci ha riconvocato e dovrebbe chiudersi tutto martedì. Dovrebbe. Però in 3 giorni si è fatto quello che non si è riuscito a fare in 8 mesi di vertenza in stand-by. Vediamo che cosa abbiamo fatto e come ci siamo mossi. Tu come stai? Tu come stai? Tu come vivi? Come ti trovi? Chi viene a prenderti? Chi ti apre lo sportello? Chi segue ogni tuo passo? Chi ti telefona e ti domanda adesso? Sono sola come una pietra. Avere la parola rispetto sia all'assessore, indipendentemente da chi è, ma anche sulla stampa, non è facile. Nel senso che bisogna creare ogni giorno una notizia per la quale valga la pena scrivere qualcosa. Allora noi abbiamo creato questo finito bonbon, che è la frase con cui a dicembre l'assessore ha detto finito il bonbon, finiti i soldi, tutti a casa. Cioè come dire che fosse un progetto, diciamo così, tanto per mettere dei posti di lavoro, persone in stand-by, finito quello tutti a casa. Solo che questo progetto non era pulire le spiagge, per quanto sia lodevole, ma ha investito, diciamo, un settore di anziani. Quindi voi andate a casa degli anziani per 2 anni, non ci andate più e invece di aver dato benefici avete creato un danno. Allora che ci siamo appellati a tutti i modi possibili. Scusate, è importante dirlo, 12 miliardi, cioè non stiamo parlando di una cosettina di 10 milioni, 12 miliardi, di cui sono stati spesi 5 e sono rimasti in casse della regione altri 6. Ci hanno lasciato ancora oggi con stipendi bloccati da giugno 2001
quindi circa 15 milioni al lavoratore, più questo impegno da parte delle istituzioni, vincolo dell'occupazione. È lunghissimo, però almeno altre due cose devo dire. La prima, se c'è uno scontro tra la Presidenza che dice i soldi li ho investiti io e li gestisco io, e l'assessorato che in qualche maniera deve tutelare, dice no, è compito mio, visto che stiamo parlando di sanità. Questo scontro è arrivato anche a livelli abbastanza alti tra le istituzioni, tant'è che esiste un documento della Commissione che dice hanno lavorato bene, correggete il progetto, ma non potete affossarlo. Questa linea dell'assessorato invece era di chiusura, anzi di silenzio, perché forse la cosa più brutta era il silenzio. Non esiste nessun documento scritto dove dica hanno sbagliato. Allora dovevamo rompere questo silenzio. Abbiamo fatto in un modo, diciamo così, ancora più originale, distribuendo questo volantino in tutto il Consiglio regionale, in tutto l'assessorato alla sanità, e diciamo sempre partendo da questo finito bonbon, cioè mettendo poi in ridicolo un'affermazione infelice dell'assessore, diciamo così, senza voler entrare in merito a altre cose che sono anche lunghe da spiegarsi. Intanto che lo visualizzano lo possiamo vedere qua. Anche questo è un problema. Noi avevamo sedi in tutta la Sardegna, i lavoratori ormai si sono sparpagliati e stanno anche cercando altro lavoro. Ecco qua. Praticamente dice, dopo 8 mesi di gestione creativa della nostra avvertenza, l'assessore alla sanità esclude dalla convocazione sindacale la SAS dei lavoratori CSS, che hanno avuto il coraggio di ricordargli con le sue stesse parole che un progetto finisce quando finisce bonbon. La proposta dei lavoratori sarà ancora più creativa. Finito bonbon, ciucciati il calzino. Cioè, per quanto possa avere anche ragione, non puoi permetterti di dire ai lavoratori o comunque agli anziani finisce così. Questo ha mandato, conoscendo il personaggio, in delirio l'assessore, diciamo così, che ha voluto recuperare con una telefonata e quindi convocandoci in maniera ufficiale al tavolo. Tanto da, diciamo così, farci comparire come protagonisti anche come sindacato. Mi spiego meglio. Siccome l'assessore ha chiuso tutto il dialogo con l'associazione, con la dirigenza dell'associazione, ha usato anche noi diciamo, come canale di comunicazione per fare da mediatore, per un motivo abbastanza lungo da spiegare, però ha ritenuto che la CSS fosse maggiormente informata su tutto ciò che stesse accadendo rispetto ad altri sindacati. Io non ho esperienza vostra, però per la prima volta mi sono trovato in un tavolo 4 persone, altri dicevano tutti sì sì, questo diceva qualunque cosa e tutti sì sì. Io dicevo no, scusate, a parte le minacce di denuncia, però questo calpestava il lavoro, calpestava i soldi, calpestava tutto. A un certo punto, l'altro giorno, hanno cominciato ad ascoltare. L'impegno, qual è stato, diciamo, di dire, io finisco di farti di comparire finito bonbon, però tu fai il tuo dovere, porti in giunta le proposte che sapevo che aveva già pronte dalla Presidenza. E questo dovrebbe accadere. Poi gli interessi sono talmente alti che non possiamo noi lavoratori entrarci in merito, però ci siamo fatti sentire. Scusate. Ci tenevo che fosse raccontata questa esperienza anche con l'ANCIO, insomma, perché credo che sia una forma nuova, che c'è un modo anche per far cadere, diciamo, le persone che sono stracontenti, forse hanno necessità di un ridimensionamento, di far capire che se sono lì devono esercitare un ruolo di servizio alla gente, non di servizio ai propri interessi. Chiaramente grazie a Andrea che ha lavorato di fantasia e che io mi auguro che questa avvertenza possa portare sicuramente gli stipendi arretrati a casa di ogni lavoratore, e poi ci saranno da gestire gli altri 6 miliardi che potrebbero dare fiato al proseguimento del progetto.